Salve amici di Scoop e benvenuti a una nuova puntata del documentario Alla scoperta del siciliano. Oggi scopriremo come questi individui procacciano il cibo. Oggi dobbiamo fare la spesa! Tu comprerai frutta e pesce al mercato, sai già dove andare? Certo, per la frutta a Ballarò, per il pesce al capo! Ma chiedo scusa, ma non ci può dire. Visto questa faccia sicuro se va a fottere, ho capito, ci vado io. Bravo! Ah, ce lo dà a fare. Mi raccomando che vada a pesce vendola piglia pure per il maialino. Tu invece andai al supermercato! Mi raccomando, accatta soltanto cose in offerta! Allora, cappi che non fai il maggio, qua devi prendere la pasta, qua devi prendere l'uovo. A posto! Il lusso da fare. Non si fa! Sapete tutti cosa fare? Attenti! Fianco destro! Avanti! Marcia! Avanti! Veloce! Vieni Homer, seguiamo questo momento di caccia. Ma mi stai dicendo che fa? Domani c'è Talia, mi schianta Talia, è tutto sciupato. Mi faccio quattro così di panciare, va? Homer, non possiamo rifiutarci. Sarà una puntata appetitosa. Nonostante la sua giovane età, il cucciolo siciliano riesce a valutare al meglio la qualità dei prodotti. Ma rido come schifia faceva a fottersi il banano, tale ho capito. Oh, Ehi! ma che stai facendo? Oh, niente, controllo la sostanza di Molona, questo è chino, pizza vacante. Ma che stai facendo? Oh, niente, mi scuso. Invece, l'esemplare più anziano dovrà far fronte alla furbizia dei suoi simili. Ehi, sir, che fa? Me le fa 100 grammi di parmigiano? Subito! È venuto un po' di più, lascio! E la salsa? Ecco qua! Non si fa! Intanto a casa, la femmina capobranco dimostra tutta la sua disponibilità. Avevo fatto un po' di panelle e prospezione, c'è pure un pochettino di pasta a forno, ho preparato, ma giusto avete trovato così sportizia, mi dispiace. Homer, dai, fai uno sforzo. Se proprio non riesci, te li mangi senza pane. Senta, è un'orata che aspetto, che poi me le incarta questi pesci che si assomigliano. Ma quale? Identici. Serve altro? No, che io sappia no. A posto. Grazie. Prego. Arrivederci. A lei. E che isso è l'ultimo, tutte cose ci sono entrate. Ma che? Ecco, pazzo, non si fa. Al ritorno dalla caccia, i maschi si confronteranno su ciò che hanno procacciato. E al mercato c'era roba di qualità, un pesce freschissimo pescatore, ora non so tale che ti pigliamo. Un polpo, ancora è vivo. Me ne donavo. Homer, stanno rientrando i maschi. Ah, casiamo, a spesa fatta fu. Buono, finalmente posso cucinare. Homer, che succede? Ah già, pancia piena vuole riposo. Ma sai che chi sono moreo? E tu quando è che te le vine avanza? Ci vediamo alla prossima puntata. Ancora.